nuovo appuntamento qui a Villa Seta presso la scuola Quasimodo per il nuovo incontro, la nuova stagione di Io non ci casco, nipoti digitali. Oggi a Villa Seta, Istituto Comprensivo Quasimodo, continua la campagna di informazione e sensibilizzazione per quanto riguarda l'odioso fenomeno della truffa agli anziani. Il taglio è quello dei nipoti digitali che in questo momento stanno proprio accedendo all'interno dell'aula magna dell'istituto. Sarà un'altra occasione per cercare di fare del bene attraverso l'aiuto dei nipotini ai nonni che saranno presenti anche in questa occasione, e il Comune di Agrigento, grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, sta portando avanti questo importantissimo progetto su un tema straordinariamente caldo, perché le truffe ormai sono quotidiane e costanti. Stiamo vedendo diversi esempi in questa settimana, ci sono stati di truffe nell'Agrigentino, in particolare verso le persone anziane, quindi è un caso che continua purtroppo giornalmente e quotidianamente. È un continuo fenomeno, ormai i social ci informano di tutto quello che succede, non in ultimo oggi in questa settimana il sindaco di Favara ha reso noto che l'intelligenza artificiale aveva in un certo senso invaso il suo profilo e ha comunicato a tutti che non si trattava della sua persona. Come vedete c'è un movimento costante e continuo di tutte quelle che sono le truffe, e anche questi truffatori, queste persone spregevoli stanno cercando di migliorarsi attraverso gli strumenti digitali che diventano, diciamo, strumenti negativi da questo punto di vista, perché o l'intelligenza artificiale o attraverso messaggistica abbastanza importata e abbastanza veritiera all'occhio di chi lo legge rischia di trarre in inganno non solo le persone anziane, ma in un certo senso tutta la popolazione. E noi dobbiamo essere attenti, dobbiamo informare le persone affinché non rischiano di cadere in queste brutte e odiose truffe. Ecco, oggi un interessante appuntamento per i ragazzi con il progetto Io non ci casco del Comune di Agrigento qui presso la vostra scuola Quasimodo. Non solo i ragazzi ma soprattutto anche i loro nonni. Già la parola nonno evoca un senso di famiglia, legami affettivi ancestrali importantissimi. Sono delle figure di riferimento importantissime, soprattutto in questi territori, supportano le famiglie, spesso impartiscono delle regole che magari i genitori non riescono a trasmettere, e oggi con questa iniziativa noi cerchiamo di dare a loro qualcosa. Normalmente sono i nonni a dare ai genitori, a dare ai nipoti. In questa occasione quindi saranno i loro nipotini nativi digitali a cercare di dare una mano d'aiuto per affrontare e soprattutto non cadere in tutte quelle insidie che oggi il mondo, soprattutto quindi internet, può creare. Oggi a Villa Seta la scuola Quasimodo è attrice di questo nuovo appuntamento di Io non ci casco, nipoti digitali. Sì, oggi abbiamo un altro incontro con l'Istituto Quasimodo di Villa Seta. Ci saranno i ragazzi delle scuole medie con cui potremmo effettuare questo incontro per i nipoti digitali, e già hanno iniziato l'attività, ci sono pure nonni che accompagnano i ragazzi. Sicuramente l'incontro si struttura ancora più corposo proprio perché la presenza dei nonni è importante in questo momento di condivisione assieme ai propri nipoti. Ci saranno delle testimonianze in questo senso? Sì, sicuramente sì. Abbiamo notato che in diversi incontri molti nonni hanno avuto la possibilità di esprimere, di spiegare alcune situazioni che gli sono successe personalmente, quindi messaggi magari che sono arrivati ai propri cellulari e che spesso comunque hanno risposto in un certo modo, o altre volte sono riusciti pure a non rispondere e fermarsi per poter chiedere a chi di competenza. Come valuta questa iniziativa? Eccellente. Sono iniziative che fanno bene al territorio e fanno bene ai ragazzi per capire un po' il mondo in che direzione sta andando. Anche perché oggi quotidianamente succedono di questi casi. Assolutamente sì, oggi più di ieri, molto più di ieri, perché purtroppo con la nuova tecnologia ci sono le persone che in un certo qual modo vivono di queste esperienze per poter utilizzare in modo malfermo la situazione di persone anziane che a volte non hanno gli strumenti per difendere e cadono nelle loro trabocche, è il loro mestiere d'altronde, bisogna stare attenti. Signore, come valuta questa iniziativa? Le piace? È interessante? Mica qualcosa? Sì, è una cosa molto interessante per i nipoti. È un nipote qui? Sì.
Le è successo qualche volta magari con qualche caso di qualche telefonata strana, qualcuno che ha cercato... No, assolutamente. Signora, una battuta, lei come le pare questa iniziativa? No, una bella iniziativa, diciamo.